Buon pomeriggio, ben ritrovati, edizione straordinaria dei nostri notiziari, dunque sono le 17:30, vi terrò compagnia fino alle 18:30 con l'inizio dei nostri telegiornali e in apertura subito il bollettino regionale che è arrivato proprio qualche minuto fa, il bollettino serale. Sono 2 i casi in più rispetto a questa mattina, i casi positivi. Attualmente quindi nel Veneto ci sono 1949 casi attualmente positivi e 2142 invece le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri sono 139 nel Veneto, i ricoveri delle persone con Covid-19, 7 invece si trovano in terapia intensiva, 4 i decessi rispetto a questa mattina. E dunque avete anche sentito oggi nella consueta conferenza stampa Luca Zaia ha annunciato che firmerà presto una nuova delibera che riguarda tutto il mondo delle zone termali che ovviamente torneranno ad aprire con i dispositivi che dovranno attuare tutte le linee guida. Non solo, però Luca Zaia ha anche detto che a 10 giorni, è una buona notizia, a 10 giorni esatti dalla vera e propria fase 2 con la riapertura di molte attività, i dati sul contagio in Veneto sono davvero incoraggianti e dai tamponi effettuati non si registrano nuovi focolai. Ed ora parliamo anche delle case di riposo. Vedo già sullo schermo Paola Roma. Buon pomeriggio Paola. Buon pomeriggio Daniele a tutti quanti. Dunque, parliamo di case di riposo. Sì, parliamo delle linee guida che sono arrivate da parte della Regione Veneto, le aveva annunciate l'assessore Lazzarin, lo avevamo detto già domenica, infatti sono arrivate per quanto riguarda sia gli accessi dei nuovi ospiti e quindi tutta la parte collegata al triage e alle modalità di attuazione rispetto ai criteri di sicurezza, ma anche non solo per le case di riposo, ma anche per la salute mentale e per tutta la parte, diciamo, della disabilità collegata. Quindi delle linee guida che vanno ad individuare, oltre agli spazi di accoglienza, anche le modalità anche di accesso da parte dei familiari con gli ospiti, ovviamente dando chiaramente una serie di prescrizioni, dal distanziamento rispetto all'utilizzo dei DPI, rispetto anche a questa possibilità che viene data alle case di riposo di fare dell'indagine sierologica anche per chi accede come diciamo familiari, per poter accedere all'incontro anche con i loro cari. Quindi delle modalità che vengono individuate anche poi per la riapertura dei diurni, che quindi da un DPCM dove diceva che era il direttore sanitario della struttura che doveva intervenire rispetto a questo, si passa chiaramente delle linee guida dove anche la direzione, quindi sotto il profilo legale, va ad individuare con queste linee guida le modalità per l'attivazione di questo diurno, che appunto va a essere attivato con tutte le disposizioni del caso, quindi facendo riferimento a queste linee guida, a tutti i vari DP, ma anche i tamponi e a tutti i criteri di sicurezza che vengono fatti. Ricordiamo che continuano comunque, sono sempre continuati ogni 20 giorni i tamponi sia sugli operatori che sugli ospiti delle case di riposo, proprio per una situazione di sicurezza dello stesso personale ma anche degli ospiti all'interno. E per quanto riguarda i centri diurni, l'apertura? Sì, per quanto riguarda i centri diurni, lo dicevamo, c'era due normative delle DGR, la 495 con cui sono partiti sia i progetti per l'azienda US 9, quindi rapporto 1 a 1 anche a domicilio, ma adesso con la 595 si parla del rapporto tra gruppi, quindi un gruppo di 5 con un operatore, quindi un patto tra famiglie e quindi una sottoscrizione di importante presa in carico da parte di una progettualità tra gli enti gestori e l'azienda sanitaria. Anche in questo caso stanno partendo, quindi gli enti gestori stanno predisponendo i loro progetti che vengono appunto autorizzati da parte dell'azienda sanitaria. Anche in questo caso ricordo che i tamponi sono stati fatti sia agli operatori che agli ospiti. La cosa importante di questo chiaramente rapporto 1 a 5 è fondamentale il patto tra famiglie, quindi il patto tra soggetti che chiaramente appartenendo a famiglie diverse si assumono anche una responsabilità rispetto alla sicurezza tra di loro e all'apertura di questo. Anche in questo l'azienda sanitaria è in costante contatto con gli enti gestori per la riattivazione anche di questi, anche questi nei vari distretti, quindi ex 9, ex 7 ed ex 8. Nelle case di riposo ovviamente cambierà un po' il sistema che c'era prima, insomma l'arrivo
dei parenti per trovare gli anziani, che sono ovviamente, devono essere più tutelati perché sono persone più deboli. Sì, si parla della misurazione della temperatura, la compilazione di un breve questionario che indica anche la situazione di salute delle persone, un ricordo all'ingresso delle norme comportamentali, appunto dicevamo anche questa possibilità di sierologico che viene data alle case di riposo per appunto la visita da parte dei familiari. Chiaramente un'apertura contingentata, ma anche in questo ribadiamo che anche per i diurni, per quello che riguarda anche le persone che le case di riposo davano la possibilità chiaramente alle strutture di andare a prendere le persone nel proprio domicilio, come anche per i comuni per le varie attività che facevano, anche in questo c'è l'utilizzo sempre dei DPI per andare a recuperare le persone, chiaramente della soluzione idroalcolica e del distanziamento, chiaramente come era previsto prima. Quindi delle norme particolari, ma che permettono di tenere anche in sicurezza, anche con delle aree chiaramente individuate, quelle dell'accettazione, che permettono di mettere in sicurezza anche i nuclei dei nuovi ospiti che vanno a rientrare all'interno delle strutture. Quindi una riapertura, ma con queste linee guida che chiaramente tengono in sicurezza operatori e ospiti, chiaramente, oltre all'accesso dei familiari per visitare i propri congiunti. Ecco, norme che saranno attuabili da subito. Sì, queste linee guida sono già entrate in vigore questa settimana e quindi saranno proprio le direzioni delle strutture a individuare proprio le modalità, concordandole poi con l'azienda sanitaria nel rispetto chiaramente delle linee guida. È chiaro che sono linee guida tarate e basate sulla situazione attuale e quindi su quello che è il contingentamento che si sta attuando in questa modalità, ma ricordiamolo, anche la stessa cosa per i CEOD ha la stessa situazione rispetto ai tamponi e alla messa in sicurezza per poter accedere alle strutture e ammettere chiaramente sia operatori che chiaramente le persone che frequentano i centri diurni nelle modalità di sicurezza. Quindi chiaramente i tempi si allungano proprio sotto questo profilo. Ecco, non tutte ancora le case di riposo sono mano aperto ai familiari, saranno loro poi a decidere le tempistiche. Sicuramente questo è stato previsto dal DPCM ed è una delle cose che viene poi riportata nelle linee guida e quindi di concerto poi con l'azienda sanitaria il tutto. Ecco, vogliamo ricordare, perché magari molti familiari sono spaventati, dicono insomma ci sono stati parecchi focolai nelle case di riposo, insomma sono stati effettuati già i tamponi, insomma le case di riposo sono assolutamente sicure. Sì, certamente anche questa ultima possibilità che dà la possibilità anche al familiare che entra di poter fare il sierologico, chiaramente è un'opportunità in più che viene data anche per la tranquillità anche dei familiari che vi accedono. È chiaro che è una responsabilità della direzione della struttura e quindi è fondamentale che siano in sicurezza, appunto lo dicevamo prima, sia gli operatori che anche gli ospiti e quindi in questo caso i familiari devono avere anche la tranquillità, anche loro stessi, di accedere con i dovuti criteri. Ecco, ripartono anche i centri estivi e ci dicevi appunto, ci sono anche qua ovviamente delle linee guida insomma, per la riapertura che è tanto attesa. Sì, le linee guida che sono state individuate con l'ordinanza del Presidente Zaia e che chiaramente sono diverse dalle linee guida nazionali che hanno più complicate anche nella loro attuazione. Poi come conferenza dei sindaci, e qui ringrazio tutti quanti i colleghi sindaci ma anche le due colleghe del distretto della ex 7, Lisa Tomasella e della ex 8, Annalisa Rampin, sono state individuate anche queste modalità di intervento dell'azienda sanitaria con noi sindaci e in particolare un gran lavoro dell'azienda sanitaria per la parte del Dipartimento di Prevenzione e quindi anche per la verifica delle strutture dove verranno fatti i centri estivi, la messa a disposizione proprio del personale tecnico per seguire anche sotto questo profilo la formazione, ma non solo, anche per i tamponi per chi chiaramente saranno poi soggetti gli operatori che inizieranno i centri estivi con i ragazzi. Dall'altra parte abbiamo anche l'importanza del gruppo di lavoro che è stato creato dai nostri tre direttori dell'area infanzia, adolescenza, famiglia e quindi del dottor Borsellino ma anche del dottor Micheletto per la ex 7 e del dottor Gastini per la ex 9, nel quale noi come distretti e quindi come tre distretti ex ULS 7, ex ULS 8, ex ULS 9 sono stati creati 3 tavoli che ci permetteranno con gli operatori chiaramente del Dipartimento di Prevenzione ma anche
del vario personale dell'azienda sanitaria di intervenire in questo. La formazione è importante perché sarà una formazione che garantisce l'azienda sanitaria, che garantisce online a tutti gli operatori, e questa è anche una vicinanza anche dell'azienda sanitaria rispetto a noi comuni con i quali abbiamo condiviso le linee guida che l'azienda sanitaria ha poi mandato alla Regione Veneto, ma anche proprio a livello di partecipazione del personale dell'azienda sanitaria, che ci permette anche nel caso in cui ci fossero delle criticità di avere dei soggetti identificabili nei quali andare a verificare immediatamente le situazioni del focolaio. E quindi credo che sotto questo profilo ci siamo dati appunto delle regole come conferenza dei sindaci rispetto anche alle manifestazioni di interesse, e poi successivamente ai soggetti che saranno messi in contatto con l'azienda sanitaria e che daranno i nominativi degli operatori per seguire i corsi sotto determinati profili, per fare i tamponi sotto l'altro profilo che riguarda gli operatori, ma anche e soprattutto quella che poi è anche la verifica delle nostre strutture. Ringrazio per la disponibilità il direttore generale ma tutta l'azienda sanitaria, perché davvero è stato fatto veramente un lavoro di squadra per intervenire, e quindi chiaramente mette anche noi sindaci, che siamo l'autorità sanitaria locale, che nel momento in cui partono chiaramente siamo anche i punti di riferimento rispetto a questo, in tranquillità. Quindi davvero un gran lavoro con tutti i colleghi, ma adesso da un punto di vista generale si arriva poi alle unità distrettuali, ognuna con le proprie peculiarità. Ecco, vogliamo spiegare, perché le famiglie chiedono sì, linee guida, ma che cosa accadrà? Ovviamente il numero sarà ridotto per ogni centro estivo, che cosa cambierà proprio? Sì. Allora ci sarà anche in questo caso dei gruppi, come lo dicevamo prima, chiaramente suddivisi da 1 a 7, fino dai 6 agli 11 anni, dai 12 ai 14 anni 1 a 10, fino ad arrivare poi agli altri soggetti che partecipano con la peer education, che sono i ragazzi. Quindi delle fasce chiaramente importanti, nelle quali chiaramente il rapporto del gruppo è fondamentale, lo dicevamo, per la sicurezza sia degli operatori che andranno a intervenire, ma anche per la sicurezza dei ragazzi. Quindi in queste linee guida si parla poi anche dell'area di accoglienza dei ragazzi, della temperatura, quindi della misurazione della temperatura, ma anche di tutto quello che sono anche le mascherine, quindi rispetto ai DPI. Chiaramente si va a privilegiare le aree scoperte, ma chiaramente per quanto riguarda l'interno, questa verifica e questa disponibilità degli ambienti scolastici che viene data chiaramente va verificata con l'azienda sanitaria. Quindi sotto questo profilo diventa chiaramente fondamentale questa formazione che chiaramente l'azienda sanitaria garantisce a noi comuni sotto questo profilo, per mettere in sicurezza tutti quanti. Ecco, sul fronte delle rette c'era stata un po' di preoccupazione da parte delle famiglie, perché dicevano ovviamente sono cambiati tutti i comportamenti, le linee guida, ridotti il numero dei bambini che potranno andare in determinati centri estivi. Ovviamente le rette sono superiori, e vista il periodo di grande difficoltà, insomma, alcune famiglie si trovano davvero in difficoltà, insomma. Sì, ogni amministrazione sta prevedendo la propria progettualità, e quindi anche sotto questo profilo, come referente ANCI Veneto, abbiamo individuato anche quali erano i costi a carico delle nostre amministrazioni. Chiaramente l'amministrazione con i centri estivi era quel rapporto di collaborazione che aveva non solo con le parrocchie, ma nella propria modalità di gestione. Pertanto sotto questo profilo ci aspettiamo che quanto il governo ci ha promesso chiaramente arrivi, perché è sostanzialmente una partita di giro, e quindi c'è già l'impegno delle amministrazioni per fare fronte a questi costi. Però chiaramente il governo, quello che ha promesso per la ripartenza, siamo in attesa di capire cosa effettivamente verrà dato. In questa interlocuzione sarà sicuramente importante il lavoro svolto sia dall'ANCI ma anche da parte della Regione. Ecco, ho sentito oggi il Presidente Zaia ha detto, insomma, dati sono davvero incoraggianti. Abbiamo letto prima, ci sono 2 solo contagi rispetto a questa mattina, comunque i numeri sono davvero ridottissimi, insomma una buona notizia, quindi le mascherine, l'uso dei dispositivi funzionano. Lei che cosa si sente di dire? Certo, io mi sento comunque di dire di continuare a tenere la mascherina, di rispettare per tutti quanti in maniera responsabile, consapevole e solidale quello che è stato lo sforzo che abbiamo fatto. Quindi davvero anche come comunità la cosa importante è chiaramente tenere conto che, tenendo ancora queste buone regole, chiaramente lo vediamo quello che sta accadendo, però rispettiamo tutti quanti le regole per arrivare ancora fuori, ancora prima. E quindi davvero un incoraggiamento sotto questo profilo, ma non dimentichiamo che la mascherina va ancora portata. Ecco, si parlava di primi di giugno, insomma, se tutto continuava, insomma, con questo andamento, insomma, di poter togliere le mascherine nei luoghi all'aperto.
Sì, si spera, e quindi sotto questo profilo chiaramente è importante che tutti quanti facciano la propria parte, perché se riusciamo a contenere il contagio è chiaramente un atto importante e chiaramente i numeri ci danno evidenza di questo, quindi è fondamentale che tutti quanti facciamo appunto la nostra parte nel rispetto chiaramente in linea più generale di quello che sarà poi la curva epidemiologica. Poi un'ultima domanda, Paola, lei ovviamente ha contatto anche con le ASL, qualcuno dice insomma spostarsi di regione, ci sono regioni dove purtroppo i focolai non si sono ancora spenti, dove comunque i contagi restano alti come la Lombardia, lo spostamento da una regione a regione potrebbe creare di nuovo altri focolai anche nella nostra regione? Guardi, sicuramente comunque questa parte è sicuramente controllata, e quindi anche nella modalità di screening e di verifica del focolaio teniamo anche presente che quelle che sono state anche le aperture sono comunque in una modalità contingentata, e quindi questo lo diamo in mano a chi se ne intende più di noi, e quindi chi fa epidemiologia, e quindi ci dà anche i dati statistici rispetto a questo. Però ripeto, anche rispetto alle misure di sicurezza che vengono prese attraverso la linea guida, credo che un buon lavoro è stato fatto proprio anche per mettere in sicurezza tutti quanti gli utenti che poi accedono alle varie attività. Dunque abbiamo detto, insomma, e lo ripetiamo per le famiglie perché abbiamo ricevuto davvero tantissime chiamate, insomma le strutture per i disabili insomma, ricominceranno, saranno riattivate, i centri saranno riaperti ovviamente con le linee guida, e questo insomma è davvero importante, perché qualcuno diceva insomma i bambini, i ragazzi disabili insomma a casa hanno davvero sofferto in questi mesi, ovviamente molto di più dei bambini che non, insomma, dei bambini normali. Era fondamentale chiaramente però avere questa sicurezza sia data dai tamponi agli operatori che anche alle persone, e chiaramente questa progettualità che gli enti gestori, che ringrazio con l'azienda sanitaria, hanno dato proprio nell'approvazione di questi progetti per ripartire. Ripeto, rispetto alla 495 nel rapporto 1-1 questo era già intervenuto e quindi si era già partiti. Rispetto a quello dei gruppi è chiaramente una cosa più importante, perché è anche un'assunzione di responsabilità attraverso i gruppi proprio sotto questo profilo, e quindi la messa in sicurezza è fondamentale, perché chiaramente stiamo parlando di avere delle situazioni in cui non c'è solo un unico soggetto, ma dei gruppi che si assumono tra di loro una responsabilità importante, quindi la sicurezza comunque deve venire prima di tutto. Ecco, poi oggi il Presidente Zaia ha detto che da 20 giorni non si rilevano casi di positività tra il personale ospedaliero, e a proposito dice gli ospedali nosocomi si entra ovviamente a tutti gli effetti nella fase 2, poi noi faremo vedere anche degli spot proprio realizzati dalla Regione sulle linee guida per entrare, per fare visita ambulatoriale oppure per entrare nei pronto soccorso, perché ovviamente cambia tutto, però insomma questa anche è un'ulteriore buona notizia questa. Sì, sia questa che anche quello che riguarda la parte territoriale, non dimentichiamolo, dai punti prelievi alla parte distrettuale, a quello che è l'assistenza domiciliare integrata che continua ad essere erogata, a quella che è l'assistenza domiciliare che eroghiamo anche noi come comuni, e quindi chiaramente tutta una ripartenza del territorio che comunque deve seguire i vari step anche rispetto a quelle che sono le linee guida attuali. Quindi davvero anche per tutta l'attività che anche i comuni hanno svolto rispetto ai punti prelievi, rispetto anche al contingentamento e all'utilizzo anche della protezione civile, che ringraziamo per quello che ha fatto anche per tutti quanti i territori, perché ricordiamo che i punti prelievi chiaramente che erano stati ridotti anche nei numeri avevano dei punti centrali in cui venivano erogati, una ripresa chiaramente contingentata dell'attività su appuntamento, e che chiaramente anche permette di evitare questa situazione di assembramento, che ricordiamo è ancora una delle maggiori preoccupazioni che preoccupa tutti quanti, e lo vediamo insomma rispetto a quello che sta uscendo. Paola, la ringrazio, grazie davvero per essere stata con noi, per aver accettato il nostro invito e anche per averci spiegato insomma che cosa accadrà da qua a pochi giorni, sia per i centri estivi sia ovviamente per le case di riposo. Insomma, tanti familiari attendono davvero di poter riabbracciare i propri cari, insomma i propri anziani che si trovano nelle strutture. Certo, grazie a voi e buon lavoro, e grazie per l'attività di informazione che fate. Grazie. Grazie Paola Roma. Dunque noi continuiamo, perché l'abbiamo insomma detto, annunciato già durante questa edizione, la Regione ha presentato 3 mini spot rivolti ai cittadini che illustrano le nuove modalità di accesso agli ospedali, ai pronto soccorso e alle attività ambulatoriali. Restano punti fermi l'uso delle mascherine e dei guanti, il distanziamento, non è previsto un accompagnatore salvo in caso di disabili e minori. Per il pronto soccorso restano
normativi il pre-triage e i percorsi differenziati per i casi Covid sospetti. Quindi noi adesso vediamo il primo spot, quello che riguarda il pronto soccorso. La fase 2 prevede nuove norme di accesso alle strutture di pronto soccorso. L'utente ha l'obbligo di indossare mascherina e guanti, assicurando di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Non è ammessa la presenza di accompagnatori all'interno del pronto soccorso, ad eccezione di disabili, minori, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. I pronto soccorso in questa fase mantengono percorsi differenziati per i sospetti Covid e per gli accessi per altre patologie. Al fine di identificare e indirizzare verso un percorso separato i sospetti positivi al virus, rimane attivo il pre-triage. In questa fase di preaccettazione vengono verificate le condizioni di salute dell'utente in rapporto al Covid-19. In caso di sintomi come febbre, influenza, tosse e mal di gola o segni significativi di sospetta infezione respiratoria da Covid-19, il soggetto viene sottoposto a tampone nasofaringeo e accompagnato in spazi del pronto soccorso dedicati fino all'arrivo del referto del tampone. Qualora non fosse necessario trattenere il paziente in osservazione, lo stesso viene dimesso a domicilio. In caso di emergenza, che non consente perciò di attendere il referto del test, il paziente viene trattato come infetto e gestito con tutte le precauzioni del caso. Analogo approccio è previsto anche per le persone che giungono al pronto soccorso in ambulanza, con la variante che il pre-triage va fatto al momento e sul luogo del soccorso. Al termine dell'iter diagnostico per Covid, il soggetto può venire ricoverato o, se le condizioni lo permettono, dimesso a domicilio. Dunque questo è il primo dei mini spot, poi vedremo anche gli altri 2. Intanto ci spostiamo a Vicenza, dove all'ospedale San Bortolo è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva l'ultimo paziente ricoverato per Covid-19. Con il direttore dell'anestesia e rianimazione abbiamo fatto il punto di questi 3 difficili mesi. Ospedale San Bortolo Vicenza, si torna alla normalità dopo 3 mesi vissuti intensamente, con un'escalation di pazienti ricoverati, sale operatori che diventano terapie intensive, tour de force di medici ed infermieri. Arriva un'ulteriore buona notizia. L'ultimo paziente ricoverato in rianimazione per Covid-19 è stato dimesso dal reparto, ma non va ancora a casa. È stato trasferito in alta intensità della pneumologia, con un'insufficienza respiratoria però ancora presente, permanente, non più grave come nel lungo periodo che è stato presso di noi, ma presente. Covid-19 infatti può lasciare strascichi importanti, se non addirittura cronici, soprattutto se i danni ai polmoni sono stati importanti. L'organismo risponde con fibrosi, con cercare di guarire le cicatrizzazioni, con cicatrizzare quello che è il danno, ma ciò comporta una perdita di funzionalità polmonare. E chi ha avuto infezioni gravi come in questo tipo, verosimilmente avremo successivamente dei problemi legati all'insufficienza respiratoria cronica. Tutto dipende insomma da quanto e come ha colpito il virus e da quale è stata la risposta del nostro organismo. 3 mesi in cui le terapie intensive di punto in bianco hanno visto raddoppiare e triplicare i pazienti in una corsa alla riorganizzazione tra protocolli e step di attivazione, arrivando ad avere 50 terapie intensive a Vicenza pronte per far fronte alla pandemia. Nella realtà vicentina abbiamo avuto in molti casi, ma non c'è stato quell'ondata che tutti avevamo paura, quel venti dall'ovest che portassero il virus in quantità importante. Fondamentale ancora una volta la rete sociosanitaria sul territorio, che ha evitato l'accesso incontrollato in ospedale. Il sistema ha retto, ma rimane l'incognita di ottobre. Meglio però non pensarci che torni, perché un altro periodo così è meglio evitarlo. Dunque qui ci trovavamo a Vicenza, alla San Bortolo, ed ora invece ci colleghiamo telefonicamente con il nostro collega Lorenzo Maier, che si trova a Venezia e che ci parlerà insomma delle frecce tricolori, una bella notizia che sono passate su Venezia. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Lorenzo, buongiorno. Sì, in realtà domani pomeriggio ci sarà il passaggio delle frecce tricolori a Venezia,
le frecce tricolori della pattuglia dell'aeronautica militare, la pattuglia acrobatica, passeranno sopra il cielo di Venezia. C'è già molta attesa, quindi già oggi, come dicevi giustamente da studio, si è sparsa un po' la voce, è stato ufficializzato il programma delle frecce tricolori che passeranno domani a Venezia dopo che hanno iniziato questo viaggio da Codogno, la prima località d'Italia, ricordiamo, che è stata purtroppo toccata dal coronavirus, e passeranno domani pomeriggio alle 14:15 circa, per un quarto d'ora sorvoleranno sulla città, ed è importante il messaggio che si vuole dare quest'anno. Ovviamente la festa della Repubblica, come ha detto anche il Presidente Mattarella, non sarà una festa, ma ci vuole, appunto col passaggio delle frecce tricolori che hanno già attraversato i cieli di Milano, hanno già attraversato i cieli del sud, eccetera, ci vuole dare un segnale di ripartenza del paese, cioè abbinare ai colori del tricolore anche la solidarietà e l'omaggio per tutte le vittime del coronavirus e per un omaggio ai medici e a tutto il personale sanitario che invece si è impegnato per contrastare il virus e si sta ancora impegnando. Quindi non una festa, perché ovviamente non c'è nulla da festeggiare, ma un messaggio di ripartenza, di incoraggiamento a Venezia e all'Italia per la ripartenza. Poi Venezia, che sta soffrendo, oltre che per le conseguenze sanitarie, anche per questa crisi economica del turismo, ha proprio bisogno di questo augurio. Ecco Lorenzo, si parlava di turismo, insomma qualche movimento c'è stato in questi ultimi giorni? Qualche movimento c'è stato sicuramente negli ultimi giorni, come abbiamo documentato anche domenica con il nostro Filippo Fois, che è stato qui. Chiaramente si attende non solo un turismo di prossimità della città metropolitana, quale era quello di domenica, ma l'auspicio di tutti è che per partire veramente il turismo debba anche passare necessariamente attraverso prima una mobilità regionale, che lo ricordiamo per ora non è ancora consentita se non per motivi di necessità, e quindi non è consentito un turismo extraregionale, e poi anche sull'apertura delle frontiere, a cui facevano riferimento anche i ristoratori e tutte le categorie economiche che abbiamo sentito in questi giorni, perché un turismo straniero è importante, un turismo americano, che non si sa fino a che punto potrà esserci quest'anno, ma già il fatto di poter contare per esempio su un turismo nostrano e italiano, già questo sarebbe un buon viatico. A questo proposito voglio anche darvi una ulteriore conferma di buona notizia, che il direttore della Mostra del Cinema è pienamente operativo e si è insediato. Anche questo è un altro messaggio verso la normalità. Si stanno susseguendo in queste ore riunioni fiume, sono già state incardinate alcune proiezioni, insomma si conta di fare una mostra sperando di avere poi anche molti divi di primo livello, di primo rango, per cui questo è importante. Un ulteriore passaggio potrebbe essere una apertura dell'Hotel Excelsior, di cui ancora non si sa nulla, ma anche su questo la prossima settimana dovrebbe arrivare una decisione finale. Senti Lorenzo, un'ultima domanda, poi ti lasciamo. A livello di prenotazioni negli hotel c'è anche lì qualche movimento? C'è qualche prenotazione anche da parte magari di turisti stranieri? Turisti stranieri direi di no, al momento in linea generale. Ci sono prenotazioni, c'è qualche prenotazione che comincia a arrivare dall'Italia, insomma da un turismo italiano che comunque ha per Venezia una meta molto interessante e quindi che vuole venire per esempio al Lido anche per approfittare di un turismo balneare. A questo proposito Daniele, ti dico anche che gli operatori qui al Lido di Venezia, ma anche a Venezia, si sono accordati per fare molte offerte interessanti che possano
invogliare un turismo italiano a venire, tenendo conto anche della crisi, per cui diciamo che mai forse come quest'anno ci può essere una ospitalità, un'offerta turistica anche a buonissimo mercato. Chiaramente bisognerà poi fare i conti con la crisi e su chi avrà la fortuna di poter andare in vacanza, visto che, come abbiamo documentato, purtroppo ci sono ancora molti casi di persone che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. Però gli operatori si stanno muovendo, perché è chiaro che una ripartenza darebbe un segnale anche di solidarietà e di positività in un momento che è stato veramente difficile. Grazie davvero Lorenzo, grazie per queste notizie, poi attendiamo ovviamente domani quindi le frecce tricolore che passeranno su Venezia, un messaggio importante. Sì, alle 14:15 approfitto perché ce l'hanno chiesto anche attraverso i nostri canali di ovviamente raccomandare a tutti che sarà benvenuta la presenza di coloro che vorranno assistere al volo per esempio dalla piazza, però una raccomandazione che ci viene data da più parti è quella di chiedere per cortesia di evitare ogni tipo di assembramento, anche perché andrebbe proprio in controtendenza rispetto a quello che è lo spirito della manifestazione, quindi vorrei ribadirlo. Ecco. Grazie davvero Lorenzo, grazie per queste notizie. Bene, noi ci fermiamo, vedo che c'è la pubblicità per una piccola pausa, poi torneremo qua in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con questa edizione straordinaria e dunque abbiamo parlato di questi spot, anzi un attimo perché vedo già l'assessore regionale all'istruzione, l'assessore Elena Donazzan. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, mi trovate in una diretta particolare perché il mio set oggi è un'azienda e ho anche piacere che voi la facciate in diretta, perché questa azienda ha deciso di donare delle mascherine alla Protezione Civile ed eravamo qui e quindi penso che sia una buona notizia per tutti. Siamo a Schiavon in questo momento. Ecco, questa è già una buona notizia, assessore. Sì, perché sono le nostre imprese che si ripensano. Sì. Questa azienda è un'azienda di stampi, ovviamente si è ripensata e si è messa a fare delle mascherine che saranno in parte donate al comune, e qui con me c'è il sindaco anche, e alla Protezione Civile, a cui deve andare sempre il nostro ringraziamento più sentito. Assessore, ci fa vedere qualche mascherina? Ma sì che ve la faccio vedere. C'è anche una signora qui che è una delle dipendenti di Modena Stampi e ha questa mascherina bellissima rosa, perché hanno deciso di fare anche una roba fashion, perché è giusto per noi donne che amiamo anche essere eleganti, è anche giusto che sia bella. Però la cosa interessante è che è un'impresa che ovviamente per rimanere anche sul mercato, per continuare a garantire i posti di lavoro, perché io da assessore al lavoro sono qui ovviamente, hanno deciso di fare questo, di produrre un nuovo prodotto che sarà... Abbiamo qualche problema? E di farlo in modo... Eccoci, non abbiamo sentito le ultime parole, assessore, perché si era bloccata. Sì, stavo dicendo che questa impresa ha deciso di fare in modo che la garanzia dei posti di lavoro passi anche attraverso nuovi prodotti, e di questi dovremo fare spesso nel futuro uso. Ecco, poi assessore, dove troveranno i cittadini queste mascherine? Le mascherine, il comune di Schiavon le avrà in una donazione, la Protezione Civile di questa zona le avrà donate da loro, e poi ovviamente queste saranno sul mercato, perché le nostre imprese devono poi vivere di questo. Ecco, tante, assessore, le aziende che hanno cambiato le loro attività, e molte si sono appunto messe a realizzare proprio mascherine o dispositivi proprio post coronavirus. Anche perché, vede, gli accordi, quelli del 26 di aprile, quelli che poi sono diventate legge, per mantenere la produzione e continuare a produrre, prevedono che se non c'è la distanza di 1 metro nelle aziende, nella parte ovviamente manifatturiera, quella a cui dobbiamo guardare per aiutare queste imprese a riprendere, se non c'è la distanza di 1 metro si devono usare dispositivi di protezione individuale, quindi ovviamente igienizzazione e tutto, ma mascherine.
Ovviamente noi ci auguriamo che questo mondo prima o poi, questo modo di vivere, che ci siamo abituati, e anche con grande rispetto, perché i veneti sono stati estremamente rispettosi delle regole. Ancora oggi dobbiamo dire, finché la regola dice che si deve portare la mascherina, vede, io adesso l'ho tolta perché parlo con lei, ma la signora ce l'ha, le altre persone sono a distanza, hanno la mascherina anche loro. La mascherina, finché la legge ci dice che dobbiamo portarla, va portata. Magari col caldo sembra difficile, ma bisogna farlo. Ecco, Assessore, invece tornando a parlare un attimo della scuola, scuola. Esatto, ieri lei aveva detto, insomma, le classi che hanno la maturità o che hanno comunque gli esami, terza media, potrebbero rientrare, insomma, a scuola 15 giorni, anche per fare un po' il punto poi della situazione. Guardi, io penso che i nostri ragazzi, i nostri studenti siano stati bravissimi, le loro famiglie altrettanto, ai docenti va un plauso per come hanno gestito la didattica a distanza, però è troppo tempo che sono isolati e questo non va bene in termini proprio psicologici, non solo della didattica. E io ritengo che oggi che tutto è aperto, tutte le attività economiche sono aperte, che giustamente si è ripreso a tentare una vita normale, la scuola non possa essere lasciata sola e non si possa dire ci vediamo a settembre. Ho detto, ma perché non pensiamo a giugno? Perché giugno dovrebbe essere utile per le quinte elementari, per salutarsi, per tornare ad un gruppo classe. Le terze medie, perché devono prepararsi ad andare al passaggio successivo, le scuole superiori non potranno recuperare quello che è mancato loro nella conoscenza, e soprattutto le quinte superiori. Questi ragazzi devono andare a fare un esame per l'università o per l'ITS o devono tornare a lavorare e non hanno più visto i loro docenti, non possono recuperare. Io credo che il mese di giugno, anche perché vede, così non ci sarebbe un problema di troppe persone a scuola, perché se mandiamo in classe solo le ultime classi di ogni ordine e grado, le scuole sono decisamente ampie e potrebbero ospitarli in piena sicurezza. Anche perché insomma gli studenti, insomma, abbiamo visto anche delle manifestazioni anche a Treviso, insomma non erano proprio soddisfatti di come si stava svolgendo, di come si stavano svolgendo insomma le cose, e proprio alle porte ormai degli esami, insomma erano in grandi difficoltà. Ma anche perché hanno bisogno di tornare anche a confrontarsi con i loro docenti, perché c'è la necessità di recuperare, hanno bisogno di essere accompagnati. Lei si figuri che non hanno visto il loro insegnante dal 27 di febbraio e guardi che anche una didattica come quella che in qualche modo stiamo facendo io e lei in termini di comunicazione non è facile quando si sta 6 ore davanti, o si dovrebbe stare 6 ore davanti a un tablet, o peggio quando le famiglie non possono, a un dispositivo piccolino come è uno smartphone. Questo non va bene, e non va bene nemmeno che non si pensi che questi ragazzi devono avere nel diritto allo studio una ragione per poter proseguire nella loro vita e non possono avere un handicap da Covid, perché quando loro dovranno affrontare il percorso successivo della loro vita non potranno rimanere con dei vuoti, perché la didattica a distanza è riuscita a coprire solo una parte, con tutta la bravura dei docenti. Ecco, poi si ricomincerà a settembre e ci saranno ancora varie questioni da risolvere. Ancora troppe questioni da risolvere, perché lei mi ha già intervistato su questo punto, però le garantisco che siamo a fine maggio e non c'è ancora un documento. Il 28 di maggio, mentre io e lei parliamo, il Ministero dell'Istruzione non ha portato un documento. La Regione del Veneto, quando ha dovuto gestire le linee guida dallo 0-6, cioè la parte dell'infanzia che un pochino ci competeva, noi abbiamo lavorato, è 3 settimane che avevamo pronto tutto e finalmente il governo, che non era preparato in materia, ha preso le nostre linee guida come punto di riferimento. Nella scuola però la competenza è dello Stato, non è della Regione, quindi non possiamo farlo noi, ma io mi aspettavo che ci dessero degli scenari. Scenario A, che non vogliamo sentire, il peggiore, cioè riprende questa cosa e quindi la pandemia torna e noi non ce l'auguriamo né per noi né per i nostri lavoratori, per le nostre imprese, per la nostra vita, ma dobbiamo avere degli scenari, quello più difficile fino a quello più facile, e sugli scenari si può dire ai comuni dovrete tenere le scuole aperte, dalle alle province, alle scuole superiori, ai trasporti, ai docenti. Qui invece rimandati a settembre, ma io rimando il ministro a settembre perché non è capace. Senta, ritornando per un attimo al lavoro, abbiamo visto insomma queste mascherine, questa azienda, il Veneto anche questo, il Veneto si sa ridisegnare. Guardi, a me fa piacere che lei mi abbia chiesto una diretta e
purtroppo per fortuna ero qui, perché dobbiamo far vedere un Veneto che ha continuato a camminare nella difficoltà, ripensandosi con la determinazione, il coraggio, la caparbietà della nostra gente, e ci si ripensa rispetto a cosa? Un mondo che è cambiato. Anche sui grandi scenari della globalizzazione noi dovremo fare in modo di continuare a dire, diciamolo, il Veneto è più sicuro di altri posti nel mondo, è più sicuro perché abbiamo una sanità straordinaria che ha dimostrato la propria efficienza, perché abbiamo imprese che già erano forti prima ma oggi possono essere ancora più competitive. Certo, in tutto questo abbiamo bisogno, io sto guardando con attenzione al decreto rilancio perché sto lavorando a degli emendamenti anche con il mio gruppo politico, perché questo decreto rilancio è insoddisfacente per quanto riguarda gli aiuti alle imprese e la semplificazione, che forse se io chiedessi all'imprenditore della Mondia Stampi di che cosa ha bisogno, soldi o semplificazione, la risposta sarebbe semplificazione. Ecco, fra gli emendamenti qual è che il più importante che secondo lei dovrebbe essere immediatamente accettato? Guardi, c'è il tema degli aiuti alle imprese che devono essere risorse vere. Il decreto liquidità ci ha deluso in questo senso e quindi c'è bisogno di rilanciare. Assessore, la ringrazio. Io la lascio vedo dietro tutti i lavoratori, i titolari. Sì, c'è il titolare, i lavoratori, c'è la protezione civile e questo è il Veneto che vogliamo rivedere. Abbiamo problemi di collegamento di nuovo. Assessore, è quello di difenderli. Ecco, Assessore, la ringrazio. Io ringrazio voi perché avete dato una diretta continuativa, grazie. Grazie Assessore, grazie, arrivederci e buon lavoro. Grazie altrettanto. Dunque, prima di chiudere, parlavamo prima degli spot realizzati dalla Regione per far capire alle persone, ai cittadini come cambieranno le cose da d'ora in avanti, quindi linee guide sia per entrare nei pronto soccorsi che per entrare per far eseguire le attività ambulatoriali, quindi vediamo proprio questo mini spot. Accesso alle attività ambulatoriali. Le strutture ospedaliere della Regione Veneto riattivano le attività sanitarie ordinarie. Durante questa fase sono previsti accessi regolati solo per prestazioni urgenti e programmate, in cui i pazienti continuano ad avere l'obbligo di indossare guanti e mascherine. Ci si potrà presentare solo 15 minuti prima della visita, mantenendo gli uni dagli altri la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. L'ingresso in struttura, oltre a prevedere la misura della temperatura corporea, non ammette la presenza di accompagnatore, eccezion fatta per minori, disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche. Per le visite di controllo, ove possibile, sono privilegiate le modalità a distanza mediante telefono, videochiamata, videoconferenza. Le prenotazioni per visite specialistiche ed esami diagnostici antecedenti la fase 1, rimaste dunque in sospeso, saranno rivalutate dai medici di medicina generale dei pazienti. L'utente in questa fase non dovrà fare nessuna ulteriore richiesta. La riprogrammazione delle visite verrà presa in carico dalla struttura sanitaria. In caso di conferma della priorità, i pazienti verranno ricontattati per fissare un appuntamento. Per le nuove prenotazioni di visite ed esami specialistici sarà possibile recarsi agli sportelli, ma per evitare assembramenti e lunghe attese si raccomanda l'utilizzo della prenotazione telefonica oppure online. Riprende l'attività chirurgica ordinaria, gli utenti potranno sottoporsi a interventi chirurgici programmati. In ordine di priorità, nei giorni immediatamente precedenti il ricovero, i pazienti saranno testati con tampone nasofaringeo per Covid ed eventualmente eseguiranno una radiografia del torace. In assenza di sintomatologia clinica, i soggetti accederanno all'intervento chirurgico come pazienti no Covid. I casi pediatrici e le donne in gravidanza non eseguiranno l'RX torace ed accederanno in sala operatoria solo a fronte di tampone nasofaringeo e visita medica negativi per Covid. Tutti i pazienti ricoverati saranno sottoposti preventivamente a tampone.
Per i ricoveri programmati questo viene fatto su appuntamento nei giorni immediatamente precedenti alla degenza. Per i ricoveri d'urgenza il tampone viene ugualmente eseguito e il paziente, fino all'esito, viene considerato a prescindere un caso sospetto e trattenuto in un'area dedicata. Saranno possibili le visite ai pazienti ricoverati limitatamente ai familiari, con il vincolo di una sola persona per paziente e nel rispetto delle generali norme sul distanziamento e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione. Spot dunque che vi forniscono notizie importanti per quanto riguarda le nuove linee guida negli ospedali, che poi noi vi riproporremo nel corso delle nostre edizioni straordinarie. Siamo arrivati al termine, quindi a me non rimane che salutarvi. Fra pochi minuti vi ricordo il telegiornale del Veneto. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci.